I salute. Salute Marcandria, saluto a tutti e saluto a Lulu. E saluta poi. Ieri è stato Carlo Gaia di Amma, e ha cominciato scontri in lingua corsa al Caffè du Centre, Bastiglia dunque, E giusto appunto Don Carlo gli va già 6-10 e mi ha detto ci tieni da corrente, dice che bovate. Dunque, mettiamo il secondo scontro e lo spirito di va come l'ha fatto di Nawa di vostra, ma in presenziale. D'accordo. Ci senza far maniere e parlare corso tra di noi. Allora, quando gli sorti scontri per quelli che volevano, che saranno interessati a fare questo scambio dunque d'amicizia in lingua corsa, ecco. Caffè di Centro, in Bastiglia, dunque ricordiamo, cascheria quando? Io sabato per il momento, ma non tutto può cambiare, dipende dalle persone. Allora abbiamo un sabato a 4 ore, un mezzogiorno, il caffè du centre, di quello che è sopra a Piazza Santo Nicolò, veranda, non te voleva Paoli, e ci ricevono con assai gentilezza. Dunque, sì, ma il secondo scontro è, il primo è stato assai commovente per me, poi il secondo era diciamo, appena più abituata e abbiamo cantato, sapete che a me mi piacciono assai le canzoni. Ecco, allora abbiamo cantato, abbiamo parlato, dunque penso che c'è una bene per un associo a fare questi scontri qua, penso. Allora. È appena difficile perché tutti i sabati c'è qualcosa. La prima volta c'era Besque e poi c'era un camion a Coccia all'aria. Figagliola, Sabato l'urna c'è stato camion di Figagliola. Sabato donna c'era qualcosa, c'era a Gianni, vi rendete conto a Gianni? Braquet dans les rues de fece malfatte, capite? C'era un film dove una braccheuse. Ecco, dunque sabato che bene c'è stata qualcosa, ma quelli che vogliono veritamente acquistare o riacquistare la lingua, bene no, cosa c'è un tsunami che va a Boh, e vedete, allora abbiamo annunciato ci sarà qualcosa con questo sabato, mi pare già 4 ore, È già 4 ore, è giusto, questa c'è un chiarina pagare, giusto, questo che ci ricevono così, e tutto è gratis, non c'è mica, sono mica corsi, è giusto una stonda, Una stonda di discussione tra di noi. Allora a chi vuole, non è obbligatorio, a chi vuole porta una poesia, come in idea vostra, non c'è nulla d'imposto, c'è mica obbligazione, va qualcosa, si può cantare, si può leggere, si può recitare, siamo liberi. È capito, E a quelli che dicono sempre, un tuo animo e a parlare, e a me mi piace parlare, ma un tuo animo, come lui ce l'ha, fissa, venite da noi e parlate. Allora, come si chiama sta socio, Cati? Allora, la socio, la giudico io parecchi anni, si chiama Associo Lingua e Cultura Corsa. Wow, sempre efficace, diciamo. Capite perché? Perché a Mobiliere era questo. Capito. E giusto appunto io continuo a ciò che abbiamo imparato in facoltà, assai, a parte la pena con l'altro, ma io non so che animatrice, vede? Animatrice vale a dire, come si può dire, affezione a quelli che bene, in maniera che tutto il mondo si partecipa. Ecco perché c'è una persona che sia attenta a curare che tutto il mondo fosse dia gioia. E esprime, di sicuro. Esprime, perché ci sono chi sono più timidi, vede? Dunque, c'è la curare a questi che li possono trovare ciò che li vanno a cercare, vale a dire, parla
parla la lingua. E anche quelli che non parlano mica buonumane per pigliare la musica vede Già la lingua, non da che per sente parlare, è sicuro. per sente parlare. Abbiamo per tutto il mondo. E poi non ripigliare l'astri, non c'è mica professori così. Voilà, non c'è mica cattiveria. E tutto il mondo impara lo stesso dato. Allora, Cati, dunque, dimo per quelli che ci stanno assente, se voi siete interessati, dunque, sti caffè in corso, so sabato, caffè di platano in bastia, sabato a 4 ore. Caffè du centre. Caffè du centre, oui, scusatemi. E di Uriai, Caffè du centre. di qualcosa di un mica mettato e, al contrario, di Ubrimo che l'ha fatta tant'anni fa, di Miguel Leccia, con os associo parliamo corso. E ci ho partecipato, ma face anni e anni. E dunque è così che una cosa valla si può ripigliare in che momento e non da si perde. Ed è, ringraziamo, Cati. Sono io che ti ringrazio. A presto. A te. A te, a te.